Buona Padania, buona Menacchia a tutti da Andrea Rognoni. Oggi parliamo dei 100 anni della Bauhaus, la nota scuola, movimento di arte che è nato a Berlino 100 anni fa esatti, nell'aprile del 1919, un anno che già abbiamo ricordato come molto significativo su tutti i fronti: politica, metapolitica, arte, cultura e scienza. E oggi però parliamo anche, come secondo argomento, di tutt'altro rispetto al discorso artistico, cioè la riflessione di Papa Ratzinger sui problemi della Chiesa e la malefica influenza del 68. Ne parliamo in Arte Nord perché a questo punto, dopo le polemiche che sono nate in conseguenza della presa di posizione del Papa emerito, è una questione di cultura più che di politica o di religione, anche perché la critica, l'interpretazione che ha dato Crozza ieri sera nella sua nota trasmissione su Canale 9 appare piuttosto fasulla, farlocca, per tantissimi motivi che appunto vedremo dopo, cercando appunto di analizzare il senso ultimo delle cose che ha scritto e ha riferito Ratzinger. Ma prima degli annunci o delle comunicazioni di servizio. Domani, domenica 14 aprile, a Crema, alle ore 16:30, quindi pomeriggio avanzato, fate tempo a fare un sonnellino prima, ci sarà la presentazione dell'ultimo lavoro che preannuncia veramente particolare, straordinario, di Clelia Letterini, la nota poetessa, cultrice di memorie e identitarie del cremasco, notissima in città, che presenta appunto al Mercanda a Venezia, che è l'ultima produzione letteriniana. Ricordiamo tra l'altro che la Clelia è stata collaboratrice del nostro Centro delle Culture Lombarde per l'antologia dei dialetti lombardi, appunto, di cui ha parlato per Crema. Ma domani presentazione di quest'ultimo eccezionale lavoro a Crema, via Bottesini 4 al centro San Luigi, via Bottesini 4 a Crema, alle 16:30 di domani, domenica 14 aprile, la presentazione del nuovo lavoro della nostra amata Clelia Letterini. Poi ringrazio, come secondo appunto, assolutamente Enzo Chiappa, che mi ha recapitato alla radio i due bei volumi, pur brevi ma intensi e significativi, sull'Europa, scritti dal professor Luciano Antonelli, che ringraziamo. Di questi volumi parleremo sicuramente presto, perché appaiono significativi anche alla luce del discorso delle prossime votazioni europee, che naturalmente non ci interessano sul piano strettamente politico, ma sulla tornante che attuano dal punto di vista della storia delle idee e della storia della cultura. Come mostre cito già Materie, Luce, Natura e Ingegno, che dal 9 aprile al 14 aprile, cioè fino a domani, sono protagonisti in piazza Città di Lombardia 1, cioè presso Palazzo Lombardia, nella parte esterna di Palazzo Lombardia a Milano, cioè quindi la regione. Materie, Luce, Natura e Ingegno, un percorso tra installazioni e arte. È una curiosa mostra che
presenta diversi aspetti interessanti come Terra Mia, installazioni di Stefani Scialtil, la mostra Milano Pop arte dintorni nella Milano degli anni 60-70, che è assolutamente di primissimo piano, da tempo che non si parlava più della pop art in maniera così diretta, ma è allo spazio espositivo, cioè all'interno, mentre all'esterno c'è il Giardino della Mente di Michele Fabbricatore e c'è anche, mi preme segnalare, un'installazione particolare, diciamo un reparo, un'edicola particolare di German Design Corner, dedicato proprio alla Bauhaus, di cui adesso andiamo a parlare, che è stato un evento epocale di 100 anni fa. Peraltro, infine, su Materie, Luce, Natura, Ingegno, ingresso libero, ricordo anche all'Auditorium Testori della stessa regione, che è contiguo, il convegno che c'è stato sull'High and Textile Architettura, addirittura di luce e tessile, che si ricollega anch'esso, se vogliamo, alle ultime propagine della Bauhaus. La presentazione del Design Competition all'Expo Dubai 2020 e dal 12 al 14, quindi in questi giorni, a partire dalle 17, quindi nel tardo pomeriggio, i 3 architetti per 3 giorni a Palazzo Lombardia, proiezioni documentari su Wright, Van der Rohe e Ponti, interessanti architetti, Ponti in modo particolare padanissimo. Adesso però parliamo di questa Bauhaus, perché in tutto il mondo si stanno celebrando i 100 anni di questo movimento e scuola creata da Walter Gropius, l'emerito artista, 100 anni fa a Berlino. Perché in tutto il mondo? Perché la Bauhaus è stata una scuola aperta che già fin da subito, cioè fin dall'aprile di 100 anni fa, si apriva alla volontà di condizionare l'arte, l'architettura e il design dell'intero pianeta. E in questo voi già cogliete magari un aspetto un po' mondialistico che non è simpaticissimo, però in realtà non è stata la Bauhaus, non è stata l'arte germanica del momento a imporsi sul mondo intero, ma è stato il mondo che ha voluto a tutti i costi l'affermazione della Bauhaus. La parola Bauhaus si rifaceva al termine Bauhütte, loggia dei muratori. E anche qui con la malizia che i nostri ascoltatori esercitano da tempo, giustamente, magari si potrebbe vedere qualcosa di massonico nella Bauhaus. Probabilmente sì, se è vero che Bauhaus, città dei muratori, insomma si rifà alla muratoria anche, ma indirettamente. Probabilmente sì, c'è anche quello, come purtroppo in tante creazioni moderne, però c'è anche qualcosa d'altro che non si può ridurre assolutamente alla massoneria. In pratica cerchiamo di spiegare, perché la nostra prima legge in radio è la semplificazione, no? Se no parlare di belle parole, Bauhaus anziché movimento Dada, ecco, riempie la bocca, ma bisogna arrivare anche al concreto delle cose. Qual era il cavallo di battaglia che fu scritto proprio nel manifesto a firma di Walter Gropius 100 anni fa a Berlino? Qual era il cavallo di battaglia della Bauhaus? Ecco, tutto doveva essere ridotto all'essenziale nell'arte in genere, ma soprattutto nell'architettura e nel design, collegando finalmente l'arte all'artigianato, perché attenzione, fino a 100 anni fa, quindi per tutto l'Ottocento e ancora i primi anni del Novecento, c'era l'idea di un'arte elitaria che nulla aveva a che fare con chi si sporcava le mani nell'artigianato, nella moda o in quant'altro. Anche diciamo in quegli anni era nato l'industrial design, che tanta forza poi ebbe per tutto il Novecento, praticamente caratterizzò il mondo dell'attività e del terziario oltre che l'industria, ma appunto il rapporto forte col design che viene ridotto all'essenziale soprattutto per l'arredamento. E qui l'esempio che solitamente giustamente si fa del successo della Bauhaus è quello della sedia di Marcel Breuer, che era ungherese però di origine tedesca, ma nato in Ungheria. La famosa sedia di Breuer
qualche tempo fa parlavamo della sedia Proust di Mendini, l'architetto morto recentemente a Milano, ma la sedia di Breuer era qualcosa che si rifaceva all'essenzialità della Bauhaus nel disegno complessivo, ma si ispirava, lo disse in una famosa intervista a Breuer, alla bicicletta, perché diciamo così i braccioli, usiamo questo termine classico, della sedia sembravano dei manubri, e poi tutto l'andamento, perché era una sedia in movimento quasi, più che una sedia era una iper sedia che era in grado di girare per la casa, non da sola, ma certamente aveva una spinta evidente nel disegno, proprio nel design, e si ispirava a una bici. In questo, secondo me, il Bauhaus raccoglie anche l'eredità del futurismo, ma lo sublima soprattutto in architettura. Quali sono i movimenti che in architettura hanno avuto successo partendo dalla Bauhaus? Sono il razionalismo e il funzionalismo. E in Padania, specialmente in Lombardia, con Terragni soprattutto, il razionalismo ha avuto un successo enorme, proprio in virtù, vedete che quando noi diamo i titoli alle trasmissioni o alle associazioni non le diciamo mai per caso, Arte Nord, proprio in virtù del fatto che la Lombardia da sempre intrattiene un rapporto privilegiato col mondo tedesco, nel bene e nel male. Quindi è ovvio che la prima regione che ricevette l'impulso e con atteggiamento consensuale nei confronti della Bauhaus fu proprio il mondo lombardo, a partire da Como, che era la città di frontiera, dove arrivava la linea che partiva da Berlino o da Frankfurt per il San Gottardo, e poi Milano naturalmente, e quindi l'Insubria ne fu toccata in modo particolare con il boom negli anni 30 del razionalismo, tanto per capirci, perché magari non tutti sanno cos'è il razionalismo, come io non so cos'è come funziona il carburatore nel motore, ma il razionalismo è ben rappresentato da quelle case squadrate con una funzionalità estrema delle finestre, che poco concedono appunto all'immaginazione o all'arzigogolo. Ma appunto il razionalismo ebbe un successo enorme a partire proprio dalla fine degli anni 20, perché il Bauhaus era nato nel 19, ma era cresciuto a Weimar attraverso la Repubblica di Weimar negli anni 20, e poi si era concluso nel 33, guarda caso, con l'avvento del nazismo, che non accettava più le regole artistiche e culturali ispirate dal Bauhaus. E a un certo punto quindi razionalismo ma anche funzionalismo, il funzionalismo ebbe successo poi in tutta Europa, anche in Scandinavia. La differenza fra funzionalismo e razionalismo in architettura è data dalla differenza che esiste fra il prevalere della funzione sulla forma razionale nel funzionalismo, ma il prevalere della forma razionale sulla funzione nel razionalismo. Spero di essermi spiegato bene. Ma questo rapporto privilegiato della Bauhaus, voluto dalla Bauhaus, fra arte e artigianato, passava in realtà attraverso il boom dell'industrial design, perché è ovvio, cioè l'artigianato in senso classico non poteva esistere più, anche se alcuni artisti tedeschi volevano rinverdire alcune essenzialità dell'artigianato classico bavarese o sassone, ma in realtà poi il boom fu quello legato in quegli anni lì in tutta l'Europa, e successivamente negli anni 60-70 in tutto il mondo dall'industrial design, perché bene o male il disegno industriale era quello che stava vincendo soprattutto a livello economico, e quindi considerarlo alieno rispetto ai principi ispiratori della Bauhaus sarebbe stato francamente assurdo. Finché poi tutto si esaurisce, ma si esaurisce fino a un certo punto, perché in tutto il mondo l'eredità della Bauhaus, anche appunto in anni più recenti, verso la fine del Novecento, si è fatta sentire in maniera clamorosa, e in realtà non è mai morta. C'è quasi un parallelismo col decadentismo, no? che io insegno anche a scuola. Cioè il decadentismo sì fu una
una funzione dell'arte letteraria dell'inizio secolo scorso, ma in realtà poi non morì mai, perché chi può non sostenere che certi testi come Dio è morto di Guccini non siano, chi può sostenere che non siano decadenti, per dire. Però qui siamo in un altro ambito sul piano dell'idea, perché nella realtà il Bauhaus potrebbe essere assimilabile a una letteratura fondamentalmente di impianto realistico, però, su cui però si lavora alla ricerca dell'essenziale, che poi ha avuto il suo boom ancora nei primi anni del secondo dopoguerra. Quindi questo per dire quanto sia stata importante la Bauhaus, appunto, che poi viene celebrata anche nella mostra appena citata Materie, Luce da Turengegna, all'esterno della regione Lombardia, di Palazzo Piazza Città di Lombardia, a Milano in questi giorni. Però quello che conta poi è come ancora oggi Berlino, che è ridiventata da 30 anni la capitale del mondo tedesco, celebri con grande forza la Bauhaus, come se, mi sembra di interpretare interessante questo anche a livello politico, come se in opposizione alle istanze che venivano invece da quel tipo di destra che poi sfocerà nel nazismo, ancora oggi il mondo tedesco voglia far intendere che la Bauhaus abbia delle sostanzialità di carattere democratico, proprio per quel rapporto privilegiato fra arte e artigianato che dicevamo prima. Per me non è tutto vero questo, c'è una forzatura che il mondo tedesco attuale vuole attuare, perché poi sappiamo benissimo che per esempio il funzionalismo in Italia è stato di appoggio al fascismo, quindi ancora una volta demonizzare fascismo e nazismo nel senso di vederle come qualcosa di assolutamente estraneo a tutto il resto non funziona, al di là di quello che è giusto condannare delle atrocità di entrambe. Ma adesso veniamo a quanto abbandoniamo l'arte con questa ricorrenza, poi presto tra l'altro uscirà su Arte Nord Review, no? Nella palestra delle idee, la rubrica palestra delle idee, un commento ai 100 anni della Bauhaus dal titolo Bau alla Bauhaus, come dire appunto si sta abbaiando forse troppo, ma a questo punto io voglio parlare di Papa Ratzinger e di questa sua novità che sta facendo discutere, e anche se, come ha notato Belpietro sulla Verità di questa mattina con l'editoriale Quanta paura di Papa Ratzinger, nei giornali di sinistra si è glissato quasi completamente su questo fatto, forse perché è scomodo l'intervento di un Papa che è ancora in funzione, perché sarà un Papa emerito, sarà il secondo Papa, però è vivo ancora e si ha diritto di ascoltare, diritto-dovere secondo me di ascoltare le sue idee. Ma parto adesso da quanto ha imbastito Crozza in una delle trasmissioni meno felici di tutta la sua carriera da satiro televisivo. Cioè la tesi di Crozza è che quando Ratzinger attribuisce al 68 i mali attuali della Chiesa come la pedofilia, non abbia capito il 68. Cioè lui insisteva ieri sera alle ore 10 meno un quarto circa, 9 e mezza, 10 meno un quarto, su Canale 9, insisteva il Crozza sul fatto, perché poi è vero che le performance di Crozza non sono soltanto delle satire, ma sono anche a volte delle opinioni e degli editoriali politici, ma insisteva sul fatto che Ratzinger non abbia capito niente del 68, perché dice cosa c'entra la pedofilia, dice Crozza, con i cantanti più famosi che hanno portato avanti una certa linea rivoluzionaria, con i figli dei fiori e robe di questo genere. Però il ragionamento di Ratzinger, come al solito, è molto più sottile di come lo si voglia banalizzare. Cioè il ragionamento di Ratzinger funziona così, statemi ad ascoltare. Con la ventata del 68, certo che non è soltanto il 68 in sé, ma quello che poi si è pensato e si è coniato come idee
di tipo morale o amorale, vedete un po' voi, negli anni 60 per arrivare fino agli 80. Con quella ventata lì è successo un patatrac che nella Chiesa ha causato una destabilizzazione emotiva. Questo ha voluto dire Ratzinger, ma è possibile che non lo si capisca, porca miseria. E guardate che il mio discorso non lo sto facendo da credente, lo sto facendo da filologo. Chi vuole leggere il pezzo integrale di Ratzinger, compri questa mattina il foglio, sì, proprio il foglio, che al suo interno appunto riporta le parole, tutte le parole, nient'altro che le parole del Papa Emerito, partendo da un commento di Giuliano Ferrara, che quanto me è interessante. Ferrara è un filosofo oltre che un giornalista, e si era accorto solo lui di quanto già all'interno della Lega 1.0 ci fosse molta filosofia, e aveva citato me e Onetto come le avanguardie di allora, e lo ringrazio ancora. Però questo è poco rispetto a quello che ha fatto Ferrara dopo, perché come ateo credente ha scritto le parole più interessanti sul senso ultimo della fede. E allora andate a comprare questo foglio di oggi, per favore, perché c'è tutto quello che ci interessa. Ratzinger, sto dicendo, ha voluto spiegare la faccenda in questa maniera: quel tipo di cultura che veniva da fuori della Chiesa, signori, ce lo ricordiamo tutti, almeno cinquantenni o sessantenni come me, ma anche in parte i quarantenni se lo possono ricordare. Quella cultura che veniva da fuori della Chiesa, che non era solo i figli dei fiori, era l'amore libero, l'amore di gruppo, l'uccisione del padre e la transustanziazione della madre in donna libera. Quella cultura lì era una cultura che a un certo punto riuscì a penetrare anche all'interno della Chiesa, e la destabilizzazione emotiva di cui ha risentito il mondo clericale è stata pesantissima, perché ha provocato una forma di impasse dovuta alla mancanza di sicurezza e di convinzione di chi addirittura appunto intraprendeva nei seminari, perché lui parla, il Papa Emerito, di lobby o club omofili nei seminari che nacquero dopo il 68. Se sono nati, certo non c'è una causazione diretta, non è che arriva il figlio dei fiori nel seminario, adesso vi ispiro, ma ci mancherebbe. Cioè Ratzinger non lo potrebbe mai pensare, perché è troppo intelligente, troppo colto, è a un livello, mi spiace, che è difficile riuscire a capire da parte di noi tutti. E quindi, cioè quel tipo di quel brodo di cultura che premeva dall'esterno è riuscito ad arrivare all'interno anche attraverso i fedeli, che a un certo punto non volevano solo il prete operaio, volevano il prete spretato, e volevano il prete perché lo sentivano più vicino alle loro sensibilità. Ma in chiave più squisitamente sessuale, l'idea di una castità assoluta veniva a un certo punto rigettata già nei seminari, e diciamo per surrogato tipico di chi non può così intrattenere rapporti col sesso femminile per tantissimi motivi, nasceva subdoloramente l'idea della possibilità di avere rapporti pedofili, ok? Perché l'ho sempre detto, l'azione non esiste se non esiste prima un'idea. L'idea è qualcosa, ha una potenza, l'idea ha una potenza in politica, in religione, in scienza. È l'idea che conta prima di tutto, ecco, e dopo arriva l'azione sull'onda di questa idea. E quindi alla fine il dirompente testo del pontefice ci racconta proprio i meccanismi cerebrali con i quali poi si è insufflato all'interno
del parco ecclesiastico quanto poi che è accaduto in termini più sostanziosi. Controobiezione di Crozza e dei laici non devoti, contrari allo stesso Ferrara. Ma scusate, la pedofilia c'era anche prima, c'è sempre stata. La sento fin da bambino sta storia della c'è sempre stata. Ma il mondo è sempre andato così, solo che non lo sapevamo. In parte è vero, ragazzi, in parte è vero, in parte è vero questo fatto, ma non è vero del tutto, perché, come dice Ratzinger, quel mondo che si affacciava dagli anni 60 in poi era un mondo molto diverso da quello precedente, dell'inizio e della metà del Novecento, e quindi evidentemente avrebbe causato dei cambiamenti notevoli nel modo di percepire, nel modo di vedere le cose. E quindi noi ci ritroviamo oggi col disastro mostruoso, oramai quasi irreparabile all'interno del mondo ecclesiastico, di fronte al quale non basta, come ha scritto qualcuno su giornali e testate di una certa saggezza, non basta, soprattutto Panorama, non basta denunciare, bisogna capire quali sono le cause. Io posso trovare una medicina, un farmaco per distruggere il cancro, ma se non capisco quali sono le cause del cancro, il cancro continuerà ad esistere, e la pedofilia è il cancro assoluto della Chiesa, è il tumore maligno della Chiesa. Questa è la realtà dei fatti. Cioè lo diciamo sempre come osservatori, perché poi a questo punto sul destino della Chiesa, che la Chiesa esista ancora o no, non so fino a che punto ce ne possa importare tutti quanti, nel marasma generale e nei buchi neri. Avete visto la fotografia di metà settimana che è diventata epocale, nei buchi neri che caratterizzano oramai il nostro universo materiale, nel nostro universo firmamentale, materiale, atmosferico, ma anche umano. Caro regista? Andrea, siamo arrivati al termine. Benissimo. Allora io vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarmi, spero di avervi dato degli spunti che siano interessanti per la vostra vita quotidiana, perché quando si parla di arte o di religione non si parla mai di cose che non hanno senso. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia, a lunedì con Cultura Padana alle 12, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa